Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Euro Truck Simulator 2 e la tappa di oggi è Linz, Banska, Brajstica, una roba del genere, insomma. Andiamo in Slovacchia comunque. Vari tappone, sono 405 km. Bisogna capire se sono di autostrada però o di strada di merda. E andiamo, la Veneziana dei trasporti continua a dominare. Sono le 6 del mattino, quindi c'è poca gente per le strade. Questa è una buona cosa e andiamo. Salutiamo la bella Linz. Ecco, subito che mi becco il semaforo, vaffanculo. Oh, che bene, 135.000 euro, abbiamo una sommetta non male. Non vedo l'ora di comprarmi un camion nuovo per l'azienda, per la nostra Veneziani Trasporti. Vabbè, non serve, dai, non mi serve, a me non serve i fari, dai, con l'alba. Altro semaforo di merda. Mi siamo messi a sonno, 2 ore di riposo e 10% di danni, il camion è distrutto. Poi ho detto devo arrivare entro giovedì alle 5 del mattino. Ok, teoricamente con un riposo ce la posso fare tranquillamente. Benzina, abbiamo un'autonomia per 928 km, molto bene. Tutti i semafori mi so beccare però. Ah, Gesù. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Dai, vecchio, su. Superiamo sto stronzo col trattore. E comincia a piovere, e comincia a piovere. Pioggia austriaca. Sta benedetta pioggia austriaca è arrivata. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. Dobbiamo andare dritti. Occhio qua a non prendere l'erba. Ma va a cagare. Circolazione a spari spenti. Anche alle 6 di mattina, che do coglioni. Buono, siamo in marcia. Siamo in marcia, yuhu. Siamo in marcia, na na. Andiamo verso l'est europeo. E dopo questa, ragazzi, ci sarà la tappa lunga, eh? Io avverto già che dopo questa vai di tappone. Ci sarà la tappa la tappona dei tapponi. Senti i tuoni. Il nostro vecchio viaggiero. E il soldo anche a me. Adesso dobbiamo trovare assolutamente una zona per dormire. Quanto manca? 1 ora e 19. Come che avvien, come che avvien, come che avvien.
Super pioggia ragazzi, super pioggia austriaca. E si gode. Che palle, con la pioggia non si vede una mazza. Ah! E non sbadigliare vecchia se la troviamo una zona di riposo. Fatalità. Però che sfiga, che cazzo, cioè. Devo fermarmi prima. Porca mignotta. Eccolo là, sì, 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 dai, forse è là. Speriamo sia là, cazzo. Ok. E ci riposiamo, papà, se riposemo, la la. Perfettos. Vai. Ok. Buonanotte. Buono. Oh, è finita anche la pioggia. Ci sono sempre bei nuvoloni, però. Sono le 16, le 4 del pomeriggio, 4 e mezza, bene. Adesso possiamo andare tranquillamente verso Banska Bristica, cazzo è. Ok ragazzi, manca 185 km. Ormai ci siamo. Anche questa è una tappa tranquilla ragazzi, tappa veloce. Eh, la prossima invece voglio fare una tappa veramente lunga, voglio prendere tanti soldi e tutto, perché finora ho fatto solo, questa è l'ultima tappa diciamo, per ritornare un po' in pista su Eurotrack, dopo un bel po' di riposo. Della prossima tappa andiamo a fare i tapponi lunghi cumendiani. Non sistema neanche il camion perché è abbastanza danneggiato purtroppo. Siamo qua nell'est europeus. Siamo fuori da Bratislava. Ecco mai tenere una mano solo al volante. Questi sono i risultati. Se vediamo Bristrica. Adesso dobbiamo girare a destra. Per Bashka Bristica. Cioè no, Czech Republic, Repubblica Ceca allora. Boh. Perché Brno è Repubblica Ceca sicuro, vara. Che tempaccio, fioi. No, ok, noi dobbiamo andare a sinistra, dai, muoviti adesso, su. Ok, 80 all'ora qua, 141 km. Mancano 141 km. Qua sinceramente dopo questa tappa mi fermo un po' qua in Repubblica Ceca. Che insomma, zoccolone ce ne sono parecchie.
Con tutto rispetto per Tori, che è sempre la mia numero uno. Guarda che tempo da merda però, nuvoloni, roba, ma speriamo che non piova. Adesso è verità, inizia il diluvio universale. Ok, qua siamo belli, tranquilli, non c'è poco traffico, bene bene bene. Pa 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 pa. Pa. Però voglio personalizzarmi ancora un po' che poi io... eh, l'amico magico aveva fatto la roba del camion, però non so come cazzo metterla sinceramente, la skin là del camion. Quindi, cioè, è bellissima, ma purtroppo non la riesco a mettere, quindi questo è un piccolo epic fail come indiano. Ok, vediamo qua che distributore c'è. E su! Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Comunque ragazzi, ho visto che esce il nuovo MotoGP, raga, quindi il solito gioco estivo. Vai secco di MotoGP, non vedo l'ora, cazzo. Vediamo di riportare Veneziano ai fasti. Andiamo, andiamo. Andiamo a lavorare. Dai, che siamo qua, sorpassiamo tutti con il nostro camioncino obeso. Mancano 82 km. Qua si vede che siamo nell'est Europa, sento il profumo di gnocca, lo sento. Lo sento, ragazzi. Ma va a cagare, sono sopra di 9 km, però dai. Madonna, che fiscali che sono, cazzo. Quanti soldi butto via in multe? Se lo sto lasciando un impero, cazzo, di multe. Sì, poi ho lasciato, secondo me, 200.000 euro di multe e robe varie, eh. Quanto mancano? 55 km, ormai ci siamo. Ormai ci siamo, raga, ormai ci siamo. No, 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 ecco, mai stare con una mano, mai, come mai. Vai, passa, passa, mongola, passa. Buono, qua c'è anche la stazione, qua. Qua a destra. Cosice. Ok, noi andiamo dritti. Oh, adesso andiamo a esplorare anche una nuova città e sono contento, più città riesco ad esplorare meglio è. 24 km, sì, sì, eccoci qua. Siamo in questa città Banska Bristica. E puttantura a fine lavoro, ragazzi. Vai di puttantur che si gode. Rallentiamo un po', guarda che bello. Guarda che bello. Sta bella città.
Andiamo a girare. Baška Bristica Centrum. Buono. Baška Bristica esplorata. Su si gira. Buono. Siamo arrivati. Tararara. E questo che va col semaforo rosso o a stronzo? A stronzo. Tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac. Dai, faccio che devo andare a fare il puttana tour, muovite, dai. Oh, ma com'è? Siamo arrivati. Ok. Dribbliamo tutti. Ma siamo sicuri che è di qua? Oddio, ci passo? Ci passo? Manco male. Ok. Vai. Non un cazzo con sti alberi. Vai. 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 Si gode. Uè! Ottimo lavoro! Money! Perché ottimo lavoro, cazzo? Non ho fatto niente. Ah, forse per le multe. Ok, molto molto bene. Perfetto ragazzi, altra tappa andata nel prossimo video. Un viaggio molto molto lungo. Raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.